Bella raga, ciao a tutti dal commendone veneziano. Europei impossibili, come la tradizione, partiamo con la Georgia, squadra che fa il suo esordio. E niente, direi di partire subito, vediamo cosa riusciamo a combinare. Non sarà facile, ovviamente, ma noi ci proviamo. Vai raga. Turchia versus Georgia, girone F. Eccoci qua. La tensione sale. Siamo contro Cialanoglu, quindi dovevamo vincere a priori al Westfaler Stadium di Dortmund. Tararara. Non si ferma il nostro Vai. viaggio, siamo al Westfaler Stadion di Dortmund, teatro di questa sfida. Un saluto alla E si Pierluigi parte, Palmi dai Beppe. Renani, pronti a raccontarvi in diretta le emozioni di questa sfida. È il loro primo impegno in questo campionato europeo, in palio ci sono 3 punti importanti per la classifica e per il morale, di fronte Turchia e Georgia. Le sfide della fase Subito. girone sono spesso più complicate di quanto possono apparire, perché basta Attenzione, una giornata storta per Kvaratskhelia. gettare via punti preziosi. Il segreto per passare il turno Ma che è la cazzo di costanza. visuale c'ho? Tensione altissima per questo debutto georgiano, però non capisco niente, fiori. Non ci capisco one mazz. Visuale, dinamica, fondo campo, non mi ricordo più neanche. Tradizionale, vediamo questa. Si inserisce bene e recupera. In grafica lo schieramento di partenza della Turchia. Partono col 4-5-1 di matrice offensiva che all'occorrenza potrebbe diventare un Gioco a 4-3-3 FIFA da 30 anni, ragazzi. Potrebbe essere una delle chiavi del match, Pier. Il loro sostegno in fase di possesso sarà fondamentale per non lasciare isolata l'unica punta. Ocio. Si propone Aktürkoğlu. Occhio alla palla gol. Ed è subito, mamma mia, rischiamo il gol. Vaffanculo. Che gol da culo che ho preso. Aspetta, non capisco niente però con sta visuale, madonna di Dio. Forse tribuna stampa? Hanno aperto le marcature con questo gol. Ma si vede che non gioco da una vita. E siamo già in svantaggio, molto male. Sventa qui la minaccia. Akgün. Occhio ragazzi, sta Turchia sta volando. Sulla corsia laterale. Palla gol questa. Non li teniamo. Turchia devastante, signori. La merda crossa. Riflesso pazzesco, l'avevo visto già dentro io. Vai ragazzi, vai contropiedone, 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 contropiedone. Guadagna metri. Subito! C'è il pareggio! C'è il pareggio della Georgia subito! Kvaratskhelia 1-1. E si gode, però ancora non è la. Non capisco cosa sta. Sono abituato a non giocare più a FIFA da un bel po', ma. Scusate ragazzi, classico, pop, un po' largo. Ok, forse così. Vai. Ok, finalmente. Grazie al gol dell'1-1. Non mi capisco proprio ragazzi. Aktürkoğlu. 1-1. Bisogna tenere che il pareggio può essere un risultato positivo, anche se è chiaro che la Turchia deve vincere. Cialanoglu. Mamma mia, perché deve esistere un uomo così, una persona così? Aktürkoğlu. Ma in porta. Fuori, 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 bisillabo di felicità. Avesse centrato lo specchio avrebbe potuto. Mamma mia, stavo riguardando che qualcuno mi ha commentato l'Europeo Impossibile 2012, mamma mia, tutta un'altra cosa ragazzi. Se penso a quel periodo. Kvara, bravissimo Kvara. Attenzione, qua viene fermato il georgiano. Attenzione, Mulder. Guler, attenzione Guler. Tocco preciso per servire il compagno. Occhio che non li teniamo. Tosun, bravissimo, molto bene. Tanti errori. Ancora. Non passiamo.
Ancora però la Georgia di cuore. Kvara. Kvaratskhelia. Attenzione, la Georgia si distende molto Prova bene. a girare la difesa. Attenzione, golazzo! Niente personale. Kvaratskhelia show, signori, 2-1. Il punteggio adesso. La Georgia la ribalta, ma manca ancora troppo, signori. Arda Güler. Contrasto efficace. Molto Cerca la bene. neutralizzazione. Prova il cross. Ancora Kvara, peccato. Sventa il pericolo. Arda Güler. Occhio ragazzi. Occhio all'avanzata. No. Si guarda attorno. Bravo portierone. Risulta il portiere, fa bene. Questo vale come un Manca gol. solo Kakakaladze, signori. Io ho bisogno di Kakakaladze. Avrebbero preso gol da quella distanza. Akgun. Bene, ferma il passaggio. Non lo fermiamo. Gol. Incredibile, 2-2. Troppi gol su sti FIFA, però proprio non mi... Cioè, sti FIFA non mi piacciono. Troppi gol. Bella partita, parità assoluta. Il recupero 2-2. sarà più un minuto. Peccato. La Turchia ha pareggiato, peccato. Si chiude qui la prima parte del match. Le squadre vanno a riposo. Portogallo 2, Repubblica Ceca 3. It's incredible. Squadre di nuovo in campo dopo l'intervallo. Primo pallone della ripresa. Inizia la ripresa Çalhanoğlu. Aktürkoğlu. C'è spazio sulla tre quarti avversaria. Occhio. No, non prendiamolo. Mamma mia. Intervento non difficile. Si soffre adesso. Chance da calcio d'angolo. Comunque abbiamo Kakabadze che è un po' il Calazze taroccato. Interviene e allontana. Roba nostra, roba nostra. Mamma mia. Conclusione intercettata bene dal È portiere. un tiro al bersaglio adesso, è un tiro al bersaglio. Occhio al tiro. Dopo la respinta il pallone è ancora buono. Tiro al bersaglio della Turchia, purtroppo. Grande Dai. tackle che sventa il pericolo. Si distende la Georgia, ci distendiamo, non per dormire però. No, sta stronzata. Appuntamento da non perdere. Sarà uno scontro tutto da seguire. Da quello che si è visto nelle precedenti uscite ci attende una partita giocata a viso aperto, con tante occasioni da rete da una parte e dall'altra. Bravo, Primo ok. quarto d'ora nettamente favorevole alla formazione. Ma stai buono, ancora lunga, ancora I lunga. numeri parlano chiaro, Pier. Da qualche minuto a questa parte stanno facendo il bello e il cattivo tempo. Devono approfittare di questo momento favorevole per piazzare la zampata vincente. Per piazzare. e fare il gol. Proprio così, è un risultato che premia i loro sforzi. Vediamo se sfrutteranno bene anche Occhio, il possesso. bravissimo, che intervento. Il difensore qui, ma gli è andata bene. Possono partire in contropiede, attenzione. Vai, bel contropiedone, vai, contropiedone, Mikatadze, come cazzo si dice, Mikatadze. Attenzione. Madonna, fuori di niente. Peccato, Pier, peccato. Avevano avuto il guizzo giusto. Pulito qui con il giallo. Peccato, cavolo. Abdülkerim. Hakan Çalhanoğlu. Incontro di grande livello che vi racconteremo in diretta sui canali di EA Sports. Poi abbiamo la Czech Republic. Sono rimasto colpito dal modo di intendere il calcio. Molto bene. Entrambi puntano molto alla sostanza. Dai ragazzi, questa è quella che è da vincere contro i turchi. Ancora Kvara, show di Kvara, show di Kvara, cosa fa? Tripletta di Kvara, sentenza di Kvaratskhelia, 3-2. Partita molto spettacolare. Çalhanoğlu. Servito Kokçu. Ottima lettura. Molto bene.
Però quasi quasi mettiamo leggenda, perché abbiamo sempre giocato a leggenda, che non giocavo da un po'. Stiamo a leggenda perché 3 gol così Ancora un quarto d'ora per le speranze è un po' delle due eccessivo squadre. quella Georgia. Akgün. Grandissimi, Buono il pallone grandissimi. recuperato. Poesia pura a Dortmund per una squadra devastante. Dai, mettila in mezzo, ma non Pallone così. in area, ma nessuno può Cos'è sta roba? approfittarne. Riconquista il pallone la squadra avversaria. Bella giocata, ancora nostra, siamo all'81esimo, non la stiamo portando a casa, speriamo bene. Buono il contrasto. Stai zitto, Comendone. Orkun Kakcu. Akgün. L'arbitro non interviene, c'è il vantaggio. Fallo. C'è il vantaggio, l'arbitro torna sui suoi passi, c'è il calcio di punizione. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Roba nostra, roba nostra. Molto bene. Si mette bene sulla linea del passaggio e recupera il pallone. No adesso, no adesso, no il beffone atroce, no l'atroce, no l'atroce. Guarda. Possono trovare il gol Occhio! del pari, attenzione. Ha provato il tocco da Fuori, sotto, bisillabo di purtroppo felicità. per lui il pallone è finito oltre la traversa. Tiro difficile, Pieri, in conclusioni di questo tipo basta un niente per mandare la Teniamola. palla fuori. Ha avuto coraggio, va detto. Portiamo a Forse era casa il meglio risultato. cercare qualcosa di meno spettacolare però più efficace. Ecco, la facciamo girare bene. Occhio a Kvaratskhelia. Mettila in mezzo. Non ci credo, quasi 4-2. Arrivano tutti i saltatori per cercare il gol della sicurezza. Kvara. E finisce, ragazzi, portiamo a casa 3 punti fondamentali. Una vittoria conquistata con le unghie, lottando su ogni Kvara, pallone. triplettone Contro una storico squadra avversaria che ha dato filo alla da prima torcere per partita. larghi tratti del match. 3 partite, 3 gol, Grande sì, protagonista 3 tiri, questo 3 gol Kvaratskhelia, e gol. chiamato E siamo in testa con la Czech Republic, anche loro 3-2, pazzesco. Ok ragazzi, siamo tornati a difficoltà leggenda, che è giusto, siamo ad Amburgo. Il passaggio del turno dipendono molto da questa sfida, vietato sbagliare. La Georgia con un punto, secondo me, ci siamo, eh. Vai. Si gioca in un clima pazzesco qui al Volkswagen, atmosfera bellissima sulle tribune. Georgia versus Czech Republic. Raccontare lo spettacolo del grande calcio. Siamo alla seconda giornata di questa fase a gironi di Euro 2024. Squadre di nuovo in campo per inseguire la qualificazione dopo aver rotto il ghiaccio all'esordio. Partita che mette di fronte Georgia e Repubblica Ceca. Non hanno scelta, Pier. Devono sperare in un risultato favorevole nell'altra partita e ovviamente fare il loro, se non vogliono rischiare di rovinare tutto quanto. E noi solo alla fine sapremo se la loro avventura a questo europeo andrà avanti o si interromperà qui. Attenzione. Mamma mia. Grande portierone. No, erroraccio. Forte forte la Repubblica Ceca, purtroppo. Non è mai fallo. No. Può essere l'azione del vantaggio questa. Madonna, sti qua veramente. Ci mette il corpo, intervento Adesso è dura, adesso è dura. Ma deve essere così. Barak. Palla per Barak. La mette in area di rigore. Fioi sveglia però, Ottimo qui il lavoro difensivo. Vai. Attenzione la Georgia. Squadra di casa che ce la metterà tutta per chiudere già oggi il discorso qualificazione. Sta buono. Il fattore campo, se dovessero farcela potrebbero poi concentrarsi Fallo, sugli altri niente. impegni. Devono scendere in campo concentrati per portare a casa il risultato, perché sarebbe un errore lasciarsi distrarre da ciò che accade nell'altra partita. Le somme si tireranno alla fine, Vedremo se saranno stati bravi e fortunati a staccare il pass per la fase successiva. Occhio, bravissimi. Prova a costruire qualcosa. Guarda che roba bella. E c'è il tiro. Un tiro maledetto di Chkvatezai, proprio, scusate per le pronunce, i giocatori georgiani ne conosco veramente pochi. Barak entra lentamente sul pallone e recupera. Ciavetazze. Tocco interessante. Attenzione
Madonna, Parakovar. Barak. Schick. Bravissimo, bel recupero. Vai ragazzi, vai ragazzi. Attenzione, Mikatadze. La mette in mezzo, fa. Ma dai. Ladrata. Inizia il cupolotto. Krejci. Barak. Barak e Obama. Kufal. Ed è ancora roba nostra, però ancora nostra. Ciachetazze, Kvara. Scengelia. Bella questa! Ma tu non ci credo cosa mi ha salvato. Pallone recuperato, pericolo. Di testa alta, bisillabo di infelicità. Ma la Georgia c'è, ragazzi, la Georgia c'è. Non credo potesse fare molto di più in quelle condizioni. Finisce il primo tempo. Primo tempo che va dunque in archivio, le squadre tornano negli spogliatoi. Ecco selfie. Portogallo ha vinto contro la Turchia. Si riprende a giocare. Lo sta vincendo, no, in contemporanea no, quindi. Attenzione. Intercetta il cross e spazza via. Roba nostra, roba nostra. Olè. Kvara se ne va. Kvara show. Tiro osceno di Kvaratskhelia. E qua grandi colpo. Non ci sono giustificazioni. Deve essere bravo ora a non lasciarsi condizionare da questo errore. Peccato. Il dato sul numero dei tiri in porta è indicativo, Pier. Poche occasioni da rete da una parte e dall'altra. Devono essere più incisivi davanti se vogliono sbloccarla e cambiare l'inerzia del match in loro favore. Altro appuntamento esclusivo qui, come sempre. Importante non perdere se possibile. Ecco il buco. Ecco il buco. Mamma mia, grande portierone. Risponde alla grande. Bravo. Altra possibilità da angolo. No! Incredibile. Gol della Repubblica Ceca. Vaffanculo. Partita in grande equilibrio, lungamente in equilibrio nel punteggio. Adesso è cambiato tutto. Non ho parole. Che sfiga. Le occasioni migliori le abbiamo avute noi, segnano loro. Attenzione al movimento dei compagni. Grande calcio protagonista sulle frequenze di EATV con questo match. Sulle frequenze. Amici, non perdetevi questo appuntamento perché ho la sensazione che ne vedremo delle belle. Guarda che roba! Show della Repubblica Ceca adesso. La tocco più. Efficace l'intervento del portiere. Dai veloci, bel contropiedone. Kvara. No, Kvara qua, sbaglia. Ah, fallo per loro anche, va Vini. Sì, non era assolutamente facile. Repubblica Ceca con questa vittoria passa. La gira su Barak. Scoppia a toccarla, Fioi. Non può sbagliare da lì. Palla fuori. Mamma mia. Ha tentato il tiro da una posizione complicata. 75esimo, proviamoci. Di un po' d'egoismo, Cercare l'aiuto della squadra avrebbe probabilmente portato risultati migliori. Bravo. Perché non è finita. Occhio a Kvaratskhelia. Vai, tira! Gol! Azione strepitosa! E la Georgia pareggia. Grande pareggio, mamma mia. Rivediamo l'azione del gol. Ha caricato la botta e non ha lasciato scampo al portiere. Con Ciachetazze. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Sotteniamola. Kufal. Buono il pallone recuperato. Attenzione Kvara. Se non è fuori gioco è bella. Se non è fuori gioco è bella. Se non è fuori gioco è bella. Non ci credo. Ancora 3 minuti da giocare.
Ti prego, non prendiamolo. Provano a costruire Non ci credo. chance in questo finale. Mamma mia, grandissimi, grandissimi. Pallone allontanato. Esce contropiede beffardo. Bel beffardo. Attenzione, contropiede beffardo. Guadagna campo. Attenzione! Dai! Intercetta un pallone molto Cosa mi ha pericoloso. preso? Cosa mi ha preso? L'arbitro Potevamo prendere la qualificazione, peccato. Pareggio che ci può stare. Sì, 1 a 1. hanno provato fasi alterne a prendere. Peccato. Andiamo alla classifica, c'è 4-4-3. Ci passa sicuramente un pareggio e passiamo, però è chiaro che l'è dura. L'è molto, molto dura. 4 punti in 2 partite, comunque ci avrei messo 10 film. Adesso è dura, siamo all'Arena auf Schalke. Siamo a Gelsenkirchen. Un pareggio è ovviamente l'obiettivo minimo per questa Sì, sfida. col pareggio siamo passati Al ovviamente. prossimo turno, un traguardo sulla carta più che abbordabile. Beh, insomma, col Portogallo del CRI. Dai ragazzi. Immagini che giungono live dall'Arena auf Schalke di Gelsenkirchen. L'impianto Dai, Fioi. il primo successo di Giuseppe Mourinho in Champions, lo ricorderete col Porto in finale contro il Monaco 2004. Diego Cipardo vi dà il benvenuto, sfida che commenterò come sempre con Lele Adani. Dai È ragazzi. il terzo e ultimo appuntamento per loro nella fase a gironi di Euro 2024. Partita Senza che le punti vede impossibile, Georgia mamma mia. e Portogallo. Palla alta di un soffio sulla conclusione a giro. Hanno il match point per blindare la qualificazione al prossimo turno dell'Europeo. Anche un pari sarebbe sufficiente per approdare agli ottavi. E la qualificazione è lì, a portata di mano. Ora sta buono. a prendere. In grafica l'11 di partenza della Georgia. Hanno scelto di partire con un più prudente 5-3. Oh madonna, con Leao. Fino a un certo punto, soprattutto Se c'è Leao la vinciamo. No? esterni bassi di difesa. Assolutamente. Attenzione, Leao. Un giocatore in grado di fare bene sia la fase difensiva che quella offensiva. Oh, Leao show. Grandi. Intervento del portiere che vale come un gol E non si è lasciato sorprendere. Attenzione Fernandes. Apre su Diogo Jota. Ancora miracolo. Sta dominando il Portugal. prosegue la sua azione, entra sulla palla e la fa sua in area di rigore. Dai ragazzi, contropiede micidiale. È micidiale sto contropiede. Ciachetazze. Scengelia. Garantirebbe loro il pass per la fase eliminazione diretta. Risultato che è ampiamente alla loro portata, almeno sulla carta. Non devono però commettere l'errore di scendere in campo per La Georgia vuole fare un risultato storico e approdare Sono sicuro che il tecnico al secondo turno. fino alla noia ai propri giocatori. Diogo Dalot. Ocio, Jota. Bravissimo, Mamarshvili, portiere georgiano, buon portiere. Scengelia. Qua ha preso un po' troppo. Grande scelta di tempo, ha fermato l'azione. Comunque in panchina il CRI, Bernardo Silva. Diogo Dalot. Ruben Diaz. Mette in movimento Diogo Jota. Bernardo Silva. Ocio. Si resta in parità, provano il possesso palla per far uscire gli avversari. Ha intuito bene qui Ancora il la Portogallo, il Portogallo ovviamente è 100.000 volte più forte di noi. Bruno Fernandes. Attenzione perché questa Gol. Gol del Portogallo, bellissimo gol. Purtroppo Portogallo in vantaggio. Grande intervento del difensore. Bravi. Fallo e dunque sarà calcio di punizione per il Portogallo. 60 secondi da recuperare. Vai Fioi. Arriva il segnale. È un po' una mazzata sto gol. Ci ritroveremo.
vorrei sapere però cosa fa la Repubblica Ceca, porca mignottella. Comincia il secondo tempo, conduce il Portogallo per effetto del Secondo me anche gol possiamo passare anche come miglior terza, secondo me. Sempre nel vivo dell'azione quest'oggi Bruno Fernandes, protagonista di un buon primo tempo. Ha dato il vantaggio alla sua squadra con una zampata nel finale del Occhio. primo tempo. Il fiducia può rivelarsi determinante anche nella ripresa. Guarda che roba, va. Tiene a bada l'avversario con il fisico. Guarda. Mamma mia che culo. Sarà calcio l'angolo per il Portogallo che vuole allungare. Portogallo troppo più forte, ragazzi. La gioca dietro. Conclusione respinta, palla ancora buona. Bruno Fernandes. C'è la conclusione. Fuori. Leggermente imprecisa, palla che finisce oltre la traversa. Vai. La legge Sbagliata. intercetta. Attenzione Leao. Nel possesso palla da parte del Portogallo nell'ultimo Solito quarto. Leao. Lo sentono che è il momento di insistere, hanno chiuso gli avversari nella propria metà campo e vogliono trovare il gol del doppio vantaggio. Attenzione Kvara bellissimo per Coco. Mamma mia Coco. Segnava così Coco, veniva giù lo stadium. Alla perfezione. E ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. Entra Cancelo, esce con Seisao. Sceglie la strada del cambio. C'è l'errore del portiere, vediamo se la sfruttano. Niente. 1-0 però. Non è che il Portogallo ha fatto cose mostruose, Leao. E la perde ovviamente, solito Leao. Accompagnano l'azione. Dai in mezzo. Pallone interessante. Tira! Non ci credo, c'è il gol, ragazzi. Che Georgia, signori, che Georgia. Viene giù tutto. Cosa fa? Kiteschelia. Siamo di nuovo in parità. Kiteshvili. Kvara. Per riconquista il pallone. È perfetto il pareggio. Quarto d'ora per l'esperanza delle due squadre. Diogo Jota. Ancora servito Bruno Fernandes. Occhio ragazzi. Mamma mia, grande portierone. Grande portierone. C'è la sostituzione per il Portogallo. Occhio al corner. Grande portiere. Spazzato via. Buttala su. Fallaccio a dir poco osceno. Yellow card. Giallo. Ciacchettazze. No. Non adesso, thanks. Diogo Dalot. Felix. Ai. Proprio alla fine il Portogallo. Non ci credo, che nera. Una doccia girata per la formazione Che sfiga. Se avranno la forza per abbozzare una reazione, Pier, non hanno tempo da perdere. Sono 120 secondi. Che sfiga. Ottima lettura qui, buono il recupero. Prova a metterla in mezzo. Interviene sul pallone. Non ho parole, Beppe. Non capire adesso con gli pescaggi. Hanno fallito l'obiettivo di qualificarsi al Ma perché? Con 4 punti non ce la faccio. Solo le prime due passano adesso, no? Infatti. Avevo detto io, Germania vince 1-0. Noi siamo contro l'Inghilterra. Quindi Inghilterra-Georgia, ottavi di finale, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, siamo passati come migliori terze. Con 4 punti è quasi certo che passi. Raga, un saluto dal Cuvendone, veneziano, europei impossibili. Ciao!